Stranezze di popoli. Cari, come va? Tutto bene? Stasera di cosa parliamo? Stranezze, sempre stranezze di popoli. Dunque, ragazzi, i popoli che andiamo a vedere stavolta sono chi? Gli americani. L'America, io ci sono stato, avrete anche visto delle cose che ho fatto, però tutto non ho potuto farvelo vedere. Adesso vi dico, ad esempio, mangiare negli Stati Uniti. Mangiare, ci sono tutti i ristoranti del mondo. Ristoranti indiani, pakistani, calabresi. I ristoranti indiani, quelli dell'India, sono delle cose, entri in questi ristoranti, ma guardate che non sono cose che mi invento. Entri in ristoranti tutto rosso. Velluto rosso, moquette rosso pavimento, moquette rosso al soffitto, moquette rosso sui piatti. Arrivi lì, c'è questo odore di curry, questo incensi, ti siedi terrorizzato già, perché dici qui esce un Tugs e mi pugnala. Sei lì, come arriva un cameriere che si chiama sempre Calì, che ha 6 braccia, ti porta il primo fino alla frutta in 10 secondi, 6 braccia è velocissimo, solo che alla fine devi dargli 6 manci, che lì alla fine arrivi. Ecco perché, ma poi il mangiare indiano dell'India, brodetto, brodino, brodelotti, cose in brodaglio, il massimo, per forza muoiono di fame in India, con quelle cose lì non mangia più nessuno, chiaro. Poi ci sono ristoranti invece stranissimi, portoghesi dove non paga nessuno e genovesi dove si risparmia. Adesso vorrei farvi vedere dove arrivano gli americani per farsi uno spuntino così. Quando un americano dice ho un leggero appetito, guardate cosa si mangia. Sposto la foto, sempre il busto del titolare. Questo panino che voi vedete, c'è uno che fa. Deve essere, questo è lungo 6,5 metri. Vi giuro, un panino, un tramezzino di 6,5 metri, che per digerirlo ci vuole un Alka-Seltzer che sembra un long play. Andiamo avanti perché ci sono cose sconvolgenti sul modo di vita americano. Ad esempio, qui abbiamo l'olio prodotto in America. Vedete, l'olio Pace, oh mio Dio, Gesù bambino, come stai Pace, oh mio Dio, che è un olio che puoi condire gli spaghetti o dare l'estrema unzione. Di là, guardate che non sono cose inventate, di là c'è l'olio d'oliva Bue, però nella figurina c'è un toro. Con le olive di chi l'hanno fatto? Quell'olio lì. Ci sono delle cose che mi fanno letteralmente, mi sconvolgono la mente. Ecco, guardate qui, ad esempio uno dice in America voglio prendermi un caffè, c'è. Il famoso caffè Borgia, sono i discendenti dei famosi Borgia e fanno il caffè più velenoso degli Stati Uniti. Cioè lì uno ristretto lo bevi, muori subito, più lungo hai l'agonia. Ci sono cose incredibili, ma vedendole così, questo che è un personaggio per me incredibile, è andato in un supermarket, sai, a fare la spesa e poi ha detto, beh, vado a pagare, e è nel traffico, cioè sta cercando la cassa. E tutti gli dicono, guardi che la cassa non è lì, no, me ne frego, e ha seguito un autobus. Cose sconvolgenti. Altre situazioni clamorose sono, per esempio, ecco, osservate bene questa fotografia, non è un cielo stellato, ma è una strada asfaltata di New York completamente piena di tappi di bottiglia. Quelli lì sono tappi, quelle di bottiglia, di bottigliette. I tappi affondano, poi li riasfaltano, altri tappi, insomma è spessa 2,5 km e infatti lì i tappi non ci possono andare. Bruno Lauzi quella strada lì non ci va perché la teme come le sabbie mobili. Un'altra particolarità che non ho potuto farvi vedere è questo per anni io mi sono aggirato. Questo è un grattacielo finto. Cioè, vi giuro, è finto. Vedete le finestre? Non ci sono dipinte. I colombi andavano in crisi, perché i colombi cercavano un cornicione, arrivavano lì, pum, testate, non c'era niente. Hanno fatto manifestazioni di protesta i colombi. Ci sono delle cose sconvolgenti. Altre cose di situazioni tremende che si possono cogliere così passeggiando, e uno vuol farsi un po' di sport, cosa dice? Vado a farmi una bella partita di tennis su un grattacielo. Qui siamo esattamente a 180 metri sul livello terreno
e giochi a tennis. L'unica cosa qual è? Che se ti va giù la pallina, infatti lì i raccattapalle sono dei paracadutisti, vanno giù e una partita mediamente dura 6-7 mesi. La cosa più mostruosa, sapete che gli americani hanno tutte delle cose bivalenti, con doppie funzioni. Ecco la gabina telefonica che è anche phon e asciugacapelli. C'è anche scritto phon. Uno telefona e si asciuga, se poi fai un'interurbana ti fai la permanente. È una cosa incredibile. Ecco, per ultimo c'è anche ampio spazio negli Stati Uniti alla cultura, anche sapete la musica è all'avanguardia. Questa è una scuola di musica che si chiama, come leggete nel cartello, Skiff School of Music, dove si è specializzato il cantante Pupo alla Skiff Music e ha preso lo schifone d'oro e è diventato il serio rappresentante. Anche stavolta, ragazzi, è finita la lezione, vi dirò la massima che estraggo sempre dalla bocca della verità. La massima questa volta è eclatante, quindi, che farà riflettere molta gente, specialmente in Val d'Aosta. Meglio un uovo oggi che un pollo congelato domani.